In Montenegro, paese della NATO che ambisce all'Unione Europea, si è insediato un governo formato anche da partiti filorussi. La libertà di stampa a Mosca e Kiev, i giornalisti russi costretti all'esilio, gli ucraini che fanno i conti con la censura di guerra. La collaborazione tra università albanesi e italiane per lo sviluppo delle scienze agrarie nel paese delle Aquile. La Lettonia, paese tra i più verdi d'Europa, basa una parte importante della propria economia sullo sfruttamento delle betulle. Restor Point, film del regista ceco Robert Klotz, una distopia fantascientifica sulla privatizzazione della sanità pubblica. Il nuovo presidente del Montenegro, Jakov Milatović, lo ha ribadito anche nella recente visita in Italia. Il piccolo stato balcanico punta sull'integrazione europea ed è disposto a fare i passi necessari per superare le criticità. Una dichiarazione che deve però fare i conti con la realtà di un paese che dopo mesi di attesa ha un nuovo governo guidato da Miloš Pajić, all'interno del quale però il peso delle forze più ostili al processo di integrazione è fondamentale. Nel Montenegro, che è parte della NATO, fa discutere il coinvolgimento nell'esecutivo dei partiti filoserbi sospettati di voler spostare l'asse del paese verso Belgrado e la Russia. Che la strada da fare sia ancora molta lo confermano le organizzazioni attive nella difesa dei diritti. Dalibor Kuljarevic ci riceve nella sede del Centro per l'Educazione Civica di Podgorica, una ONG attiva da ormai 20 anni. A mio parere, il problema più grande che il paese ha in questo momento è la mancanza di una sincera volontà politica ad europeizzarsi. Il nostro sistema teme che l'accettazione degli standard europei possa significare il crollo del proprio monopolio di potere e non è pronto a rinunciarvi. Poi le istituzioni sono ancora deboli, non abbiamo una struttura funzionale e questo è anche il risultato dell'impegno insufficiente dei governi che si sono susseguiti. Un giudizio severo, confermato però dalla fragilità del potere giudiziario e da un apparato statale dove vivono ancora sacche di corruzione. A inizio settembre un tunnel scavato nel pieno centro di Podgorica ha permesso a ignoti di violare il cavò del Palazzo della Corte Suprema, sottraendo documenti fondamentali in alcuni processi legati alla corruzione. Un caso che ha destato scalpore per la rete di complicità che lascia intendere. Tuttavia sarebbe sbagliato non riconoscere i passi in avanti fatti dal paese che con le elezioni del 2020 ha chiuso la lunga era di Milan Đukanović. Pur tra molte riserve, lo confermano anche i giornalisti del consorzio investigativo Lupa, impegnati nella ricerca su alcuni dei casi più gravi di corruzione. Negli ultimi anni, dopo il cambio del potere in Montenegro, ci sono stati dei cambiamenti. Sono stati arrestati alcuni criminali importanti e anche per quanto riguarda il nostro lavoro di giornalisti investigativi ci sono stati miglioramenti. Nel periodo precedente avevamo avuto oltre 70 aggressioni contro operatori dell'informazione e anche il caso grave dell'omicidio del giornalista Duško Jovanović, che non è ancora stato risolto. Questioni che vanno di pari passo con il processo di integrazione nella UE. Se è vero che nella negoziazione aperta con Bruxelles uno dei punti più delicati riguarda proprio la giustizia e l'esigenza che il Montenegro assicuri standard adeguati in materia. Contano le azioni, non le parole. In Montenegro molti sono forti a parole, ma quando si tratta di mettere in pratica il loro europeismo il risultato è completamente diverso. Non darei per scontato che quando qualcuno ha una certa etichetta nel nome del partito, ad esempio europeo e democratico, sia poi effettivamente democratico o europeo. Temi sui quali si misurerà da subito la credibilità di un nuovo esecutivo nel quale figurano partiti che non hanno mai nascosto le proprie simpatie per Mosca. Una minaccia per il posizionamento internazionale del paese, sostengono i detrattori e simpatizzanti del vecchio presidente Đukanović. In ogni caso, un banco di prova serio per un paese nel quale la maggioranza dei cittadini guarda all'Europa per raggiungere stabilità economica e politica, ma che, come buona parte dei Balcani, resta in bilico tra Oriente e Occidente.
La guerra uccide la verità. L'antico adagio si sta confermando in questi giorni con i fatti di Israele e Gaza e con quanto succede in Russia e Ucraina. Una guerra che ha costretto al silenzio o all'esilio migliaia di giornalisti. Simone Bennazzo, politologo e ricercatore dell'Università di Bruxelles, ha creato una mappa mondiale del giornalismo in esilio. La situazione è particolarmente grave in Russia. Il Cremlino controlla tutta l'informazione imponendo anche il linguaggio. Non guerra, ma ancora operazione militare speciale. Già prima dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022 la libertà di stampa in Russia non se la passava benissimo, era chiaramente molto limitata, erano pochissime le testate indipendenti che potevano avere il diritto di contestare la narrazione del Cremlino. Dopo l'invasione dell'Ucraina in Russia, anche quel poco di stampa libera si è completamente evaporato ed è dovuto comunque o chiudere o lasciare il paese. È il caso di Novaya Gazeta, il giornale di Anna Politkovskaya. In esilio lavorano anche i giornalisti del sito Medusa e di altre testate. Per i cittadini russi questi organi di informazione sono ancora credibili? Tutte queste testate devono affrontare la stessa sfida, che è quella di raccogliere informazioni a distanza e soprattutto di riportarle dentro. Quindi c'è comunque il problema di arrivare all'audience interna, sapendo anche che poi sono costantemente bandite, quindi anche costantemente multate. Nel caso di Medusa, per esempio, Medusa è obbligata, su tutti quanti i suoi articoli che pubblica in russo, a raggiungere sotto una dicitura con "siamo un agente straniero", e chiaramente questo mette molto a repentaglio della credibilità. Tuttavia i lettori e le lettrici di Medusa sanno qual è il gioco e quindi comunque quando le informazioni arrivano tendono a essere viste come molto credibili. Fa discutere il caso di TV Doge che operava in Lettonia ma che le autorità di Riga hanno scacciato da quel paese. Dozhd inizialmente aveva trovato rifugio in Lettonia e poteva contare anche sul supporto delle autorità e anche di un tessuto russofono, in quanto c'è la minoranza russofona della Lettonia che è 1/3 della popolazione, quindi c'era già una base. Quando però un reporter, trattando di un'azione compiuta dall'esercito russo nel teatro di guerra ucraino, ha citato l'esercito russo, l'ha nominato come il nostro esercito, ha toccato delle sensibilità nell'opinione pubblica lettone e nelle autorità, che hanno poi dopo montato una polemica che ha portato l'autorità della telecomunicazione lettone a revocare la licenza a Dozhd. Quindi questi giornalisti, pochi mesi dopo essersi ristabiliti in Lettonia, sono stati costretti a ripreparare le valigie, rifare le valigie e scappare ancora, e oggi operano dall'Olanda. In Ucraina il governo ha centralizzato i programmi televisivi e imposto una censura di guerra molto stretta. L'Ucraina è un paese che fa molta fatica a liberarsi dagli oligarchi, e gli oligarchi comunque hanno molti interessi anche nella stampa. Quando parliamo di un paese in conflitto è anche molto difficile per la stampa libera operare. Tuttavia, almeno in base ai dati che ho io, è ancora possibile comunque fare giornalismo indipendente di qualità in Ucraina. Ci sono comunque molti reporter stranieri, c'è una fortissima tensione comunque tra questi reporter e il governo, perché il governo ucraino comunque cerca di controllare una narrazione. Tuttavia, secondo me, ci sono ancora margini per raccontare il conflitto in un modo che sia comunque professionale e autorevole e credibile in questo momento in Ucraina. Il governo ucraino si è trovato in imbarazzo e per la presenza di corrispondenti esteri non ha potuto oscurare la protesta dei familiari dei soldati che servono al fronte da più di 18 mesi. Donne e bambini hanno chiesto il ritorno a casa dei propri cari. In Ucraina è feroce la polemica per i casi di corruzione che hanno consentito a persone che erano in grado di pagare somme ingenti di essere esonerate dal servizio militare. Notizie silenziate dalla stampa ufficiale ma rilanciate da siti indipendenti. Da anni le università europee ed albanesi condividono progetti transfrontalieri di collaborazione finanziati anche dall'Unione Europea con appositi fondi. 25 anni fa Italia e Albania siglarono un accordo per la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Tra i tanti settori interessati, certamente uno dei più attivi è quello dell'agricoltura. L'Università Agraria di Tirana è la più antica d'Albania.
I rapporti con l'Italia risalgono a prima degli anni 90, ma negli ultimi anni sono aumentati notevolmente. Abbiamo rapporti di collaborazione scientifica e progetti di partenariato, per esempio con l'Università di Bari ed il CIAM Bari, e poi con l'Università di Foggia, di Milano, del Molise, di Padova. Abbiamo anche un accordo internazionale con l'Università della Tuscia che permette agli iscritti a un corso gemello in Italia e in Albania di ottenere 2 diplomi di laurea, uno rilasciato dall'istituzione italiana, l'altro da quella albanese. Un modo per aumentare le opportunità professionali potendo contare su un titolo di studio riconosciuto in più nazioni. Oggi per un titolo che apra le porte d'Europa sono in tanti a venire a studiare in Italia. Secondo un rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli studenti albanesi iscritti nelle università italiane nell'anno accademico 2021-22 erano 8.357, il 9,5% di tutti gli studenti universitari non comunitari. Un progetto terminato la scorsa estate ha visto quali partner l'Università di Bari e il SIAM, 4 università albanesi e una cipriota. Abbiamo trovato un'estrema collaborazione positiva a tutti i livelli, cioè a livello sia dei rettori, a livello dei colleghi accademici, a livello delle imprese, dei giovani, che sono stati molto interessati. Focus progettuale, il rafforzamento degli uffici di trasferimento tecnologico, spin-off e start-up capaci di cooperare con il mondo delle imprese. Cooperazione nel mondo delle imprese significa sfruttare i risultati delle nostre ricerche, valorizzare il capitale umano dei nostri giovani, quindi contestualmente raggiungere 2 obiettivi, cioè quello dell'occupazione giovanile e quello dell'innovazione del sistema imprenditoriale per renderlo più competitivo a livello internazionale. Il SIAM, Centro Internazionale per gli Studi Agronomici Mediterranei Avanzati, è un'organizzazione intergovernativa mediterranea composta da 13 Paesi membri. La sede di Bari non coopera solo con l'Albania. Stiamo lavorando in Bosnia e Erzegovina e in molti paesi del sud, sostenendo dei processi di collaborazione tra il mondo scientifico, tra quello dell'impresa, attraverso l'attivazione di numerosissimi progetti di cooperazione internazionale. Questo sicuramente rende centrale il sistema Puglia e che guarda questo processo di internazionalizzazione come possibilità di poter riallacciare ed essere protagonista nelle relazioni sia con i paesi dell'est che con i paesi del sud del Mediterraneo. Con lo sguardo all'internazionalizzazione non si dimentica di promuovere una sana e corretta alimentazione. Noi come Università di Bari siamo sportello italiano dell'Eti Food, che è un consorzio europeo che riunisce sia le università che i centri di ricerca che le imprese. Al centro c'è il consumatore. E con noi vogliamo trasportare questo modello anche in Albania e quindi noi vogliamo anche come accademia arrivare alle famiglie, non soltanto per formare i loro figli, ma anche per educare a mangiare bene. È uno dei paesi più verdi dell'Europa, il quarto per estensione media di superficie boschiva dopo la Finlandia, la Svezia e la Slovenia. In Lettonia le foreste coprono il 52% del territorio nazionale. Qui l'industria del legno è una delle voci più importanti dell'economia del paese. Una risorsa importante, rispettata e tutelata in Lettonia, piantando regolarmente nuovi alberi. Ed è proprio in questi boschi che crescono le betulle. Dalla loro corteccia viene estratto il betulino, un composto dalle proprietà antibatteriche, antiossidanti e di rigenerazione cellulare, sviluppato nei laboratori della Betulin Lab. Parte del gruppo di Latvia Sfinieris Group, leader mondiale nella lavorazione della corteccia e del legno. Nel 2011 abbiamo cominciato a pensare a nuovi sviluppi dell'azienda, il cui business principale è la produzione del compensato. Negli ultimi decenni il betulino è stato oggetto di studi in tutto il mondo. La ricerca è partita nel 2016 e oggi siamo i primi ad aver portato sul mercato un prodotto innovativo e ancora poco conosciuto. Un investimento da 2 milioni di euro, il 50% finanziato dall'Unione Europea. Betulin Lab produce 3 tonnellate e mezzo di betulino l'anno. Da 80 kg di corteccia di betulla si estraggono fino a 15 kg di betulino.
La produzione dura 5 giorni. Dai tronchi viene separata la corteccia, poi ridotta a cippato. Dopo 3 giorni di asciugatura passa in questa macchina che ha la capacità di generare 200.000 tonnellate di prodotto all'anno, dal quale viene poi estratto il betulino nel laboratorio qui a fianco. Innovazione e sostenibilità, i cardini dell'attività dell'azienda che nell'ambito di Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca, si è posta l'obiettivo di sostituire l'utilizzo del combustibile fossile per il funzionamento degli impianti dello stabilimento con la lignina, considerata uno scarto dell'industria, ma che può essere utilizzata per generare energia. Il prodotto è già uscito dai nostri laboratori, stiamo studiando come promuoverlo, ma abbiamo già costituito un consorzio per produrre la lignina, che da noi ha già sostituito il 50% del combustibile fossile. È importantissimo investire nella ricerca per fare business, ci spiega Boumanis, specificando quanto oggi sia fondamentale puntare sulla sostenibilità e sulla transizione ecologica promossi dall'Unione Europea. L'Europa deve aumentare l'autosufficienza per quanto riguarda le materie prime e in questo senso il legno è una risorsa importante. Stiamo vivendo una specie di rinascimento del legno perché abbiamo a disposizione le tecnologie per poter sviluppare nuove soluzioni. Nei nostri laboratori stiamo studiando come contribuire a questa trasformazione green, tutelando l'ambiente e i boschi del nostro paese. È salito sul palco incredulo e felice il 34enne regista ceco Robert Klotz, premiato al Trieste Science Plus Fiction Festival, la rassegna del cinema di fantascienza che ogni anno porta a Trieste centinaia di spettatori. Secondo la giuria, Klotz ha affrontato il tema delle scoperte tecnologiche con mente aperta, senza una visione catastrofica né troppo ottimistica. Il segreto del suo film Restore Point è che mischia la fantascienza con il giallo. Si crea così una storia che cattura il pubblico come un romanzo di Agatha Christie e in più lascia pieni di domande sulla vita e la morte. Nella storia immaginata da Klotz, infatti, ogni persona può fare un backup della propria vita su un piccolo hard disk che porta sempre con sé, come si fa con un telefono con la memoria di un computer. Se viene uccisa o muore di morte accidentale e ha fatto il backup nelle ultime 24 ore, può tornare in vita e ripartire dal punto di ripristino. Restore Point is a technology that I think... Il punto di ripristino è una tecnologia molto vicina a noi. Tra qualche anno ne vedremo i primi assaggi. Permette di non avere paura della morte perché se una persona muore in un incidente d'auto o viene uccisa o magari cade in montagna, il giorno dopo si sveglia e non è successo niente. È guarita perché viene ripristinata. Basta solo eseguire il backup della propria memoria ogni 48 ore e se lo fai sei molto sicuro. Un virus informatico che impedisce di fare il backup diventa così una minaccia alla vita di tutti, e da qui parte il giallo di Klotz. La detective Emma Trochinowska indaga su un omicidio e su un backup che non ha funzionato, dietro cui c'è il fiume della vita, un movimento che vuole che le persone tornino ad avere il coraggio di morire e si liberino della sicurezza del backup. Tutto è ambientato nella Praga del 2041, una metropoli del futuro, dove il diritto a vivere per intero la propria vita è sancito in Costituzione. Praga è in Repubblica Ceca, uno dei paesi più atei del mondo. Se questa tecnologia può iniziare ad essere applicata da qualche parte, deve essere in un paese che abbia libertà nelle questioni religiose, perché nessuno si chiederebbe se eliminare la morte accidentale o violenta sia contro la volontà di Dio. Quindi penso che la Repubblica Ceca sia il paese più adatto per iniziare questo dibattito. In Polonia, per esempio, ci vorrebbe molto più tempo perché questa tecnologia possa essere applicata, perché sarebbe difficile per la società accettarla. In un richiamo di Blade Runner, il film di Klotz mette in guardia sui rischi dell'affidare a una sola azienda l'esclusiva degli sviluppi tecnologici della civiltà. Il possesso di tutti i dati di backup delle persone è nelle mani di una compagnia che nel film affronta una privatizzazione sregolata. Una storia che ricorda quanto avvenne nei paesi ex socialisti dopo la caduta del muro di Berlino, tanto che al film la critica ha dato l'etichetta di sociofuturismo.
Myself, I have never put a name. Non ho mai dato un nome al genere di Restore Point. Ci sono stati 1 o 2 film nell'ultimo anno in Repubblica Ceca che hanno provato a mettere in discussione il futuro dell'Europa e gli sviluppi tecnologici. Penso che guardare il nostro avvenire con un punto di domanda e immaginare come cambierà la società possa essere considerato sociofuturismo. La fantascienza nella Repubblica Ceca da sempre è di casa. Nel 1920 lo scrittore e drammaturgo Karel Čapek usò per primo il termine robot, un filone fantascientifico che ha radici anche nelle leggende del golem di Praga, la creatura artificiale creata dalla razionalità dell'uomo.